Siamo nella biblioteca civica di Vittorio Veneto con Orietta. Com'è che funziona? La biblioteca civica è aperta tutti i giorni, dalle 14 alle 19:30 per quello che riguarda la sezione per i bambini e per i ragazzi. È aperta a tutti, la potete frequentare tranquillamente tutti i giorni. Potete prendere in prestito fino a 5 libri alla volta e tenerli in prestito per 30 giorni. Ma qui in biblioteca potete anche venire semplicemente per curiosare tra gli scaffali, per prendere in prestito alcuni libri, leggerli o anche per studiare e per fare delle ricerche. Che tipi di libri ci sono? Abbiamo libri per tutti i gusti. Ci sono i romanzi, per i bambini e anche per le bambine, quelli di Geronimo Stilton, ma tantissimi altri libri di Roald Dahl, insomma bellissime storie. E poi anche libri che ci raccontano della natura, dell'universo, della storia, della geografia, libri che ci parlano un po' di tutte le cose. Libri illustrati e anche libri solo scritti. E quanti libri ci sono qua in questa biblioteca? In questa sezione, che è dedicata a voi ragazzi e a voi bambini, ci sono circa 7.000 volumi. Ma oltre ai libri ci sono anche le riviste? Eh sì, certo, ci sono riviste per voi bambini e anche qui spaziamo, dalla rivista classica, che è Topolino, a delle riviste che ci parlano di natura, come Focus Junior, riviste anche per i bambini più piccoli, come Winnie the Pooh, La Pimpa, oppure anche riviste bellissime che ci parlano di arte e riviste che ci parlano anche dei mondi che ci sono intorno a noi. La scuola può venire a far visita qui in biblioteca? Sì, noi organizziamo anche visite guidate per le scolaresche. La scuola può chiamarci e la visita è assolutamente gratuita e facciamo visitare la biblioteca, facciamo scegliere i libri, consegniamo la tessera ai bambini, che è una tessera personale, e poi in quell'occasione facciamo venire anche un lettore professionista a leggere una storia. Perché un bambino dovrebbe venire in biblioteca? Perché voi bambini siete curiosi e qui in biblioteca vi potete muovere liberamente, curiosare liberamente tra gli scaffali e imparare e conoscere tante cose belle sul mondo, sulla vita, ma anche incontrare tanti personaggi belli e coinvolgenti attraverso la lettura di un bel libro e di un bel romanzo.